volta di vedere, penso a tutti voi o a molti di voi, tanti non guardano più il cielo, di vedere anche corpi che fanno pensare all'esistenza di navicelle spaziali. Capito, fioli cari? Piantatela una buona volta, quanti vi dite cattolici e credete nei contatti con gli UFO o parlate di vostri contatti con i rettiliani, con i marziani. Piantatela, smettetela, perché siete a contatto con i demoni. Si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni. Se vengono i brividi, io ci credo ciecamente, direi. Flavia Vento è un'attrice, è una donna molto bella, riapparsa la Madonna. Io credo che sia vero, ci credo ciecamente, direi. Nelle visioni, la Madonna mi parla nel cuore. Nelle visioni, la Madonna mi parla nel cuore. Si tratta di una foresta selvaggia dalla quale vi invito a stare in guardia. Ecco, io credo che sia vero, riapparsa la Madonna. Se vengono i brividi, io ci credo ciecamente, l'ha raccontato lei, io ci credo ciecamente, bisogna stare molto 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 attenti, fiori cari, con il mondo dell'occulto, perché Satana, come dice la Sacra Scrittura, si traveste d'angelo di luce. Si sconvolgono di Flavia Vento che vede gli alieni, quindi non può vedere la Madonna. Allora la Madonna ora e Nostro Signore passeranno da loro per chiedere a chi devono apparire gli alieni, a chi devono apparire la Madonna, capito? Nostro Signore coi tradizionalisti non è più libero di decidere. Il minestrone ci metti piselli, carote, sedano, verza, capito? È tutto lì insieme, no? Tutto insieme, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Chi è? Capito? Si va la pappa.